Ci siamo pronti per una nuova domenica? Io lo chiedo proprio a voi, cari telespettatori, voi che ci state seguendo già da diverso tempo e soprattutto siete lì a farci compagnia, perché noi ci sentiamo ancora più sicuri e più tranquilli quando voi da quella parte ci mandate i messaggini che state seguendo la nostra Ten e Lode. Intanto buon 25 aprile a tutti quanti voi, ma soprattutto speriamo che da questa giornata l'augurio più grande sia quello proprio di liberarci al più presto da questo brutto Covid-19. Quindi speriamo di uscirne presto e tutti liberi da questa pandemia. Questo è l'augurio più grande che oggi vogliamo regalare a tutti i nostri telespettatori nel giorno della liberazione. Oggi in anteprima, vi dico velocemente giusto qualche nome: avremo Francesco Antonio Pollice, il presidente di Agis, avremo Antonio Colonna, presidente dell'Associazione Nazionale Stop Animal Crimes, avremo Ilaria Bruno, nutrizionista, avremo il dottore del medico il medico del 118, il dottor Sinibaldo Iemboli, e poi parleremo, ci sarà anche un omaggio alla grande Milva che purtroppo ci ha lasciato, tanta musica, tanto ballo. A questo punto mi raccomando, non perdetevi la puntata di oggi. Ten e Lode. But he was sweet and it was true. Till I did what I had to do. Cause I just knew summer Sunday night we'd sink into our seats right as they dim out all the lights. The technicolor world made out of music and machine. He'd call me to be on that screen and live inside its scene. Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. It's another day of sun. 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 Sleepy town, he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. It's another day of sun. 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 L'applauso al nostro corpo di ballo, straordinarie queste ragazze. Prego, fate anche il vostro saluto ufficialmente. Eccole qua, il corpo di ballo della Heart Show Dance Academy del maestro Giuseppe Ferraro, che ormai abbiamo battezzato corpo di ballo di Ten e Lode. Damiano, saranno con noi nelle diverse puntate, così ci faranno anche compagnia e soprattutto aria di libertà. Speriamo di uscirne presto e di ritornare sui grandi palcoscenici, soprattutto perché la danza merita di ritornare al suo posto di comando e quindi al posto che merita in prima linea, d'accordo? Complimenti ragazze e ci vediamo dopo, perché
mentre ballavano sono andato dall'altra parte, perché oggi salutiamo Vincenza che non è con noi per degli impegni personali, sono andato a dare una sbirciatina sul gruppo WhatsApp e già c'era scritto no, era iniziata la puntata, vogliamo rivederle dopo, perché qualcuno si è sintonizzato in ritardo. L'appuntamento è precisissimo, noi alle 15, massimo 15-2 minuti, siamo sempre in diretta qui da Contrada Cultura, dagli studi televisivi di Teleuropa Network, quindi ragazze vi devo chiedere questo favore, gentilmente dopo la dobbiamo ripetere, d'accordo? Grazie alle ragazze, concediamole con un bel applauso, siamo in pochi in studio, sta arrivando anche Antonio D'Amico che ancora non è arrivato, chissà che impegno aveva oggi D'Amico. Non lo so, ma ha scritto un messaggio, stai tranquillo, arriverò per le 15:30. Speriamo che arriva. Così. Gli impegni, no, oltre ai telespettatori anche i nostri collaboratori. Antonio, mi raccomando, poi riguardatela questa parte perché giustamente se la perderà. Però come hai detto tu, guarda, visto che abbiamo visto questo diciamo, performance di danza, l'altra sera sentivo Enrico Brignano, che insomma un grande attore comico, che diceva che l'arte, la cultura e comunque tutto ciò che riguarda poi la danza, le mostre e quant'altro è veramente come fosse una medicina per l'anima, no? E quindi apriamole come le farmacie. Le farmacie sono aperte perché ci servono per il nostro corpo, l'arte per la nostra mente. Sono d'accordissimo. Damiano, ti invito intanto a raggiungermi perché partiamo subito anche con la top 10, poi vi ricordo che faremo un omaggio anche alla grande Milva, purtroppo ci ha lasciato, è un pezzo che ha preparato D'Amico, dovevamo lanciarlo in anteprima, ma aspettiamo che arriva Antonio D'Amico e poi dedichiamo questo momento alla grande Milva. E a questo punto partiamo subito con la top 10, siamo pronti? Noi siamo un po' queste montagne russe, no? Tra intrattenimento, risate, momenti seri, ma è giusto così, solo noi vi diamo questo. Oggi parleremo anche con il dottor Jemboli, abbiamo detto in anteprima, ma non per appesantirvi ancora con i momenti legati al Covid, perché già ne abbiamo tutti quanti un po', siamo tutti pieni di questa informazione, per non dire un'altra brutta parola. Però è doveroso perché non bisogna abbassare ancora la guardia, non ne siamo usciti, ecco perché anche noi ci teniamo a darvi tu prima hai detto, stasera è importantissimo, tu prima hai detto giustamente bisogna che questo giorno che facciamo gli auguri per la liberazione e quant'altro sia di buon auspicio, insomma, per domani. Me la ridate la bandiera, buon di donna, gentilmente, me la ridai la bandiera dell'Italia, era giusto bellissima, bellissima, bello quello sfondo. Ma la cosa se è possibile, se non crea, eccola, guarda. Ecco qua, il buon auspicio che tu hai dato giustamente per questo grande giorno in cui soprattutto i nostri nonni ricordano con particolare fierezza da questo punto di vista, che sia di buon auspicio per non abbassare la guardia, perché caso ha voluto che domani, diciamo, l'Italia aprirà un po' più i cancelli, definiamoli così, e che però non sia un, tra virgolette, liberi tutti, è finito tutto e poi ricominciamo di nuovo da capo. Quindi magari questi momenti, e anche per non perdere il contatto con la realtà, e poi con i dottori parliamo anche per quanto riguarda come muoversi in questo momento e com'è la situazione negli ospedali e come lo sarà, magari anche proiezioni, perché ormai i dottori capiscono un po' l'evolversi delle cose, e quindi avere anche una sorta di recap, no, di quello che è successo e di quello che potrà avere anche essere un quadro più chiaro, perché ricordiamo che la gente non si è ammalata solo di Covid, ci sono state tante altre patologie che purtroppo sono rimaste un po' indietro e che bisogna capire se siamo di fronte poi dopo a dei problemi più grossi, cioè quello di non aver curato persone con altre patologie perché tutto si è focalizzato sul Covid. Quindi ecco, bisogna tenere alta la guardia, bisogna tenere tanta come dire, tanti focus su questi argomenti, ma nello stesso tempo. Giuseppe, le regole ormai le conosciamo. A volte ci dimentichiamo di rispettarle perché siamo un po' tutti pieni, no? Siamo un po' tutti saturi di stare lì a fare, non fa proprio. Siamo un po' stanchi, lo capiamo, soprattutto mettetevi nei panni davvero di dottori che ogni giorno, da un anno, ogni giorno affrontano questa situazione come fosse il primo giorno, quindi mettiamoci anche nei panni di chi sta peggio di noi. Avremo la testimonianza del dottor Jemboli che arriverà qui con medico del 118, che queste persone sono stanche, ma stanche davvero, e non hanno detto di no a cioè loro non si sono limitati per nessuna cosa, cioè sono andati nelle trincee, hanno affrontato
e sentiremo la sua testimonianza. Non voglio Certo, anticiparvi non anticipiamo nulla. nient'altro. Iniziamo con la top 10? Dai, iniziamo con la top 10. Iniziamo con la top 10. Partiamo subito. 10° posto. 10° posto è un video così. Mi è arrivato, io ve lo faccio vedere così come mi è arrivato. E poi non so, Giuseppe, se tu vuoi dare un commento. Vediamo cosa ti è arrivato. Così. Bella questa cosa che ormai mandano anche i video. Io non ho trovato un senso a questa cosa, ma proprio a livello, cioè non lo so, tu vedi questo video, che pensi, Giuseppe? A me come me l'hanno mandato senza commento, io ho detto ok. La gente inizia a stare un po' male di testa. Prima dicevamo giustamente la stanchezza, e esce anche così. Non ha senso questo video, non ha senso, e noi abbiamo voluto aprire la top 10 proprio con questo video veramente no sense di questa. Ma poi ha perso anche la scarpa così, più avanti. Sì, alla fine. Guarda, Io alla fine ho detto, saltato... magari cadrà. Ho pensato io, Vediamo, invece poi eccola qua. Chissà come andrà a finire, chissà come andrà a finire. Beh, andiamo al 9° posto. 9° posto. Allora, 9° posto abbiamo, ecco qua, questa notizia in Campania: anziano beccato 2 volte un giorno con le prostitute, effetto collaterale di AstraZeneca. Si è giustificato perché lui ha fatto il vaccino, quindi una volta fermato, gli ha detto guarda, forse è l'effetto del vaccino, non lo so. Luca scrive: ha chiaramente travisato il significato dell'avvertenza relativa ai possibili trombi, quindi attenzione. Lorenzo: la famosa campagna vaccinale, che tanti giornalisti sono caduti su questa campagna vaccinale. Eccola qua, questa bellissima notizia. Andiamo all'8° posto. 8° posto. Abbiamo un'altra bella notizia. 2 ladri, questa è l'inventiva, ragazzi, cioè 2 ladri si fingono proprietari mettendosi a letto e rimproverano i carabinieri. Stavamo dormendo, cioè alle domande dei carabinieri che alla chiamata sono andati all'abitazione, i 2, dimostrandosi anche assonnati e quasi infastiditi per il controllo in atto, hanno tentato goffamente di sostenere di essere i proprietari di casa e di stare riposando. Cioè, è pazzesco. Voi immaginatevi, no? Il ladro che dice vabbè, è inutile scappare, facciamo finta di essere i proprietari. Geniale, geniale, davvero. Andiamo avanti. 7° posto. 7° posto abbiamo questa prelibatezza, che praticamente è un toast messo direttamente sul fornetto. Così. Quindi non fatelo a casa, come si suol dire in televisione. Davide scrive Masterchef, questo potrebbe partecipare a Masterchef. Francesco dice: quando i tuoi genitori partono per una settimana e hai finito le pentole pulite, quindi tu ti metti lì e bruci direttamente sul gas. Andiamo avanti, andiamo al 6° posto. 6° posto abbiamo un altro contributo. Parlavamo di riaperture, però insomma tra le tante belle notizie c'è una che ha lasciato un po' tutti così, ovvero il coprifuoco che dovrebbe rimanere alle 22 anche l'estate. E questa è la reazione degli italiani. Non l'ha presa benissimo. Non l'ha presa molto, ma tanti avranno urlato così, soprattutto i ristoratori. No, soprattutto per i locali. Appunto, immagino un proprietario avrebbe questa reazione qui. Andiamo avanti, andiamo al 5° posto, prime 5 posizioni. Anche qui abbiamo questa proposta del sindaco, perché cerchiamo di unire l'utile e il dilettevole. Il sindaco dice vaccinazioni anche nei bar. Io già me lo immagino, un doppio Pfizer per me, grazie. Per gli AstraZeneca un'AstraZeneca che è forte però, quindi occhio, attenzione. C'è anche questo. Poi questa cosa di AstraZeneca, vabbè, ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo. Visto che avremo anche però la proposta del sindaco, che ne pensi? Tu immagini Aspetta. Sta entrando. Non so se c'è una camera che lo può riprendere un attimo. Riprendiamolo un po', riprendiamolo. Entriamo in diretta. Riprendiamolo un attimo. Perché c'è un ritardatario oggi. Prendiamolo, tanto siamo in diretta con questa camera. Prendiamolo un attimo. Eccolo là. Lui, hai capito cosa ha fatto? Però non ho l'orologio, ma faccio finta di guardare, tanto non si vede. Sono le 15:15. Ha timbrato il cartellino. Però è arrivato un quarto d'ora prima del suo presunto. Teniamolo in punizione, non facciamolo parlare. È vero, non facciamolo parlare per il momento. Bravo. Vai, dietro 10 minuti di vergogna. Noi andiamo avanti con la nostra magica top 10. 4° posto.
abbiamo un altro filmato. Allora, questa settimana si è parlato tanto di questa famosa Superlega. Nel calcio è uscito, diciamo, questa bomba atomica, tra virgolette, nel mondo del calcio. Tutti si sono sentiti offesi e poi all'improvviso è sparito tutto, cioè nell'arco di 2 giorni è andato tutto scemando. Ma vediamo, grazie a questo contributo, come è andata realmente. Vediamo insieme. Ragazzi, meno di 500.000 lire a posa, niente. Se qualcuno di noi è fatto fuori, in blocco se ne andiamo. Va bene? Solidarietà, E a voi tutti, fate presto, al Teatro 5 per la prova costume. Oh, raga, abbiamo sbagliato film, forza! Tutti fuori, tutti per uno per tutti, andiamo? Oh, ho detto andiamo, tutti per uno per tutti, forza! No, schedato tu avanti, io mi filmo questo, va. Che ci potevo dire? Allora Oscar, e qui è mezzo ragione. E quando lo rivedete? Dai, che aspetti? Dai, su! Ma dobbiamo essere tutti solidari, oh! E infatti è successo proprio così, cioè poi è rimasto il Real Madrid con la Juventus, avevano anche creato un calendario a 2 squadre per tutto l'anno ed è stato veramente andata così, tutti uniti e poi alla prima travisaglia tutto è sparito. Prime 3 posizioni, vediamo chi Terzo c'è posto. sul podio, terzo posto della top 10, abbiamo questa bellissima purtroppo ennesima notizia nostrana. Catanzaro, l'assenteista record, in tasca per 15 anni lo stipendio senza mai presentarsi un giorno al lavoro. Per 15 anni, Non ragazzi. ci credo. Incredibile, vediamo i primi commenti. Se ti diverti non lavorerai mai un giorno. Famosa frase. E invece poi di questa gente merita di uscire il nome, il pubblico linciaggio, altro che maestro. Ed è vero, purtroppo, e ancora oggi, caro Giuseppe, c'è questo problema. Questo per 15 anni. Mai al lavoro, bello preciso, Se ne è intascava, accorto nessuno quando diceva tutto a buongiorno, posto, buonasera. tutto a posto. Vabbè. Andiamo al secondo posto. Allora, caro Giuseppe, prima parlavamo di campagna vaccinale, è successo di nuovo. Bucks Day. No, è successo di nuovo. Noi ormai dalle top 10 Cosa abbiamo raccolto un sacco di giornalisti che purtroppo si perdono lì sul vaccinale e vaginale. È successo di nuovo. Vediamo insieme. Chiedono lo scudo penale, ma allo stesso tempo si dichiarano pronti a continuare la campagna vaccinale. Proprio è lì, purtroppo non ci possiamo fare niente, sarà l'astinenza, sarà queste chiusure, ma viene lì, cioè la parola purtroppo vaccinale è veramente complicato. Ma al primo posto, ragazzi, al primo posto. Attenzione. È partito Non ho subito. capito qual è il problema. Qual è il problema? Che Dobbiamo ripartire, c'è bisogno di tutto, c'è bisogno pure di anche quello. di quello, Oh. anche. Ma tu che sei acculturato, sei quello che alza il livello della trasmissione, no? Acculturato, ti Sei quello che ringrazio. alza. Sì, lui è il prof, lui è il. Anzi, perché oggi. questo lapsus secondo te di tanti colleghi, tanti Ma giornalisti? è una deformazione, un lapsus freudiano, io Freudiano. lo vedo più in un'elettra. Benvenuti alla puntata di Un super quarto. No, ma Soft. se andiamo ad analizzare possiamo Siamo in togliere fascia tante protetta, mi raccomando, sfaccettature, fermalo in tempo. dal classico di Edipo a una sindrome di Elettra, quindi c'è da capire in questo periodo di stasi, anche se ieri, scusatemi se questo stasi è provocatorio. Sì, ricordiamo che non è il sindaco. No, salutiamo il nostro sindaco no. calorosamente, perché in questi giorni sta lavorando tantissimo su Rossano e tutti i ieri abbiamo sindaci, vaccinato a facciamo Rossano 1900 persone, a tutti quindi è gli un addetti grande ai lavori, anche in particolar modo, certo. diciamo una grande spinta a Bene. questa vaccinazione regionale. No, finisci che poi voglio fare una Allora, battuta. Primo aspetta, posto, vai. al primo posto preparatevi, perché qui ragazzi c'è, c'è il genio, c'è al primo posto, ragazzi, dopo un anno qualcuno ha capito, è un mestiere che di questi tempi, non vi svelo nulla, ma è un mestiere che di questi tempi si fa fatica, se non... guarda, Alex può capirci. Alex, puoi prendere di ispirazione questo video, perché è un esperimento riuscito. Io sto alzando proprio le aspettative, però merita, io penso che sia al primo posto dei primi posti della nostra top 10, perché quando l'ho visto io non potevo crederci, ma è successo davvero in quel di Salerno. Quindi vediamo il primo di tutti i primi. per me è il primo di tutti i primi, e ora giudicate voi. Vediamo il genio, il primo posto di oggi. Questo si è creato il piano bar in un supermercato, signori.
inventarsi tutto ormai. Che impianto oltretutto. Il genio! Ma a parte che c'ha un impianto da 6 casse, c'è una roba pazzesca tra l'altro. 500 watt di casse. Cioè ragazzi, ma è legale. Regia, scusate, ragazzi, è sparito Alex, forse è andato già qua vicino al centro commerciale a presentare. Sembra un banconista quello. Alex, allora questi commenti, Enzo Bagnale, piano frigobar, ci stava assolutamente, per evitare che si surriscaldasse l'impianto l'hanno messo tra i surgelati, giustamente. Alex, allora tu te l'aspettavi? Il banconista della macelleria, cappellino bianco, poi un amore così grande fatta una tonalità sotto, quindi come tecnico, vedi come l'orecchio del nostro professionista, quindi sforzo zero. Cioè però comunque tu che guardi al futuro prendilo anche come spunto, perché fra 30 anni 40 anni tu metti caso, no? Tu domani vai in supermercato e ti proponi, allora Alex, fai una cosa, fai un bel contributo per la prossima puntata di Te nell'Ode. Tu vai in un supermercato, ti proponi, filmi tutto e ci dici come va, come andrà. Facciamo la diretta. Va bene, facciamo una bella prova. Stiamo scherzando. Alex, tra l'altro noi scherziamo con Alex. Lui sai che è anche consulente energetico, è giusto? Non sei un consulente energetico, c'è anche la maglietta green. Che c'entra la maglia con consulente? È nel piano green. Ci occupiamo nel piano green già. Senti, dopo magari ci parlerà di qualche tema, qualcosa così, giusto? Ma ti è piaciuta l'idea? È un tema molto inquinamento, importante. parleremo di... Stanno affrontando tutti. Ora veniamo ma ti è piaciuta l'idea? Cioè, ti è mai ballata per la testa una cosa del genere? Mi sembra più una cosa folle. Geniale, io la penso geniale. Dicevi bene. No, vabbè, in questo periodo bisogna inventarsi tutto. Perché tutto fa novità e tutto mette in evidenza la voglia di ritornare a vivere. Però riallacciandomi alla tua... Però aspetta, prima di questa, no, l'ultima, giusto che visto che tu sei quello che abbiamo detto prima, alzi il livello, poi riallacciare a vivere, riallacciarci alla musica, ma è legale sta roba? Cioè, secondo te è legale? No, è illegale perché comunque bisogna pagare i diritti SIAE, tranne se il supermercato paga la SIAE dell'ascolto della radiodiffusione, però comunque lì c'è da fare un borderò. C'è bisogno comunque di pagare la SIAE. C'è da fare un borderò, quindi credo che... Vabbè, lo scopriremo, però è stato un genio già andarlo a fare. È il primo posto dei primi posti, ragazzi, geniale. Giustissimo. Io avrei messo un'altra cosa. Ripartenza proprio, vedi la voglia di ripartire con gli eventi, di ripartire con la musica, la gente non ce la fa più, ma a prescindere che sia un amatore, quello è l'esempio proprio di quella gente che sta bene con la musica. Cioè quel signore lì fa musica perché sicuramente lo fa certo. Bene. Greco, credo che lo fa proprio per... Oggi, domenica 25 aprile, è un giorno importantissimo, liberazione, ma la gente negli occhi delle persone oggi dappertutto, almeno parlo nella mia città, perché stamattina mi sono alzato per fare una camminata sul mare e c'era quella voglia di libertà. Abbiamo capito perché ha fatto tardi, bene. C'era quella voglia di libertà. Si è appena tradito Giuseppe. Sole, quindi la gente ha bisogno di ritornare alla libertà e quello ne è un esempio. Grazie Damiano, grazie ad Amico. A proposito di libertà e ritornare alla normalità, ragazzi, qui ho bisogno anche di voi perché il presidente Pollice, che noi abbiamo avuto nella nostra trasmissione, in una delle prime trasmissioni, ha mandato una missiva molto ma molto importante al presidente della regione Calabria. Io mi collego un attimo con lui tramite Skype perché non ha potuto raggiungerci qui in studio. Vediamo se è già collegato. Mi sente, presidente Pollice? Sento, buonasera a lei e ai telespettatori. Grazie presidente, è un piacere rivederla e ritrovarla qui con noi. Allora, presidente, partiamo subito da questo. Io oggi mi rivolgo a lei in qualità di presidente di un'associazione che lei rappresenta, che è l'Agis, giusto? Sì, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo per la Calabria, che riunisce tutti gli operatori del teatro, della musica, della danza e del multidisciplinare che operano nella nostra regione. Come lei accennava, ho scritto al presidente Spirlì perché lui e la sua giunta mettano una pezza ad una situazione paradossale. Il 1° aprile è stata pubblicata dalla Regione Calabria la graduatoria Grandi Eventi e la graduatoria Cultura 2020.
Cosa è Ecco, successo? cosa è successo? Queste attività dovevano essere svolte da bando, il bando cultura diceva da ottobre a dicembre 2020 e il bando grandi eventi da metà luglio a dicembre 2020. Il problema è che le attività non si sono potute svolgere perché il DPCM del 24 ottobre, come tutti sanno, ha sospeso le attività di spettacolo in Italia e quindi conseguentemente anche in Calabria. Voglio raccontare un attimo, seppur velocemente, questa storia dei grandi eventi. I grandi eventi nascono dal piano dell'offerta turistica e servono opportunamente a promuovere ancora meglio il turismo nella nostra regione. Il problema è che l'avviso pubblico è stato bandito a metà luglio e la scadenza dei termini è stata fissata al 28 di luglio, cioè a stagione inoltrata. Opportunamente il bando prevedeva che il procedimento amministrativo dovesse durare 30 giorni, la commissione nominata ha esaurito questo lavoro in meno di 30 giorni e ha demandato la graduatoria al responsabile del procedimento e ai responsabili regionali. Cosa succede? Passano i giorni, passano le settimane, non accade nulla. A un certo punto, a metà settembre, la regione sospende queste attività, manda a casa il responsabile del procedimento, manda a casa la commissione, per ragioni che in questo momento noi non sono oggetto del ragionamento di questa sera. Ci saremmo però aspettati che immediatamente si procedeva a risolvere questo problema. Bene, cosa succede? Lo dico ai nostri telespettatori. Si arriva al 31 dicembre 2020 senza che accada nulla. Nella terza decade del gennaio di quest'anno viene nominata una nuova commissione. Questa commissione lavora per oltre un mese, finisce i suoi lavori il 5 di marzo. Pensiamo adesso finalmente esce la graduatoria? No, passa un altro mese e il 1° aprile finalmente pubblicano la graduatoria provvisoria dei due bandi. Siamo molto contenti, però cade questa tegola. Avete svolto le attività? Le attività non potevano svolgersi perché erano sospese. La cosa veramente paradossale è che alla data del 27 ottobre 2020 tutti noi possiamo vedere sul sito della regione che viene pubblicata una comunicazione urgente, leggo per non sbagliare, in cui si dice che preso atto delle limitazioni del DPCM del 24 ottobre, sono sospesi i termini di scadenza dell'avviso pubblico e i relativi atti fino al termine delle restrizioni. Questo si riferisce al bando 2019, quindi opportunamente la Regione Calabria sospende e proroga i termini per il bando 2019. Nel bando 2020 è come se il DPCM non esiste. Cosa chiediamo al presidente Spirlì, che ho conosciuto molti mesi fa in occasione di un incontro con Agis? Che ci sia un senso di responsabilità, cioè che venga consentito lo svolgimento delle attività sospese per Covid nel 2021, così come la Regione ha stabilito per il 2019, per una sorta di equità. Devo anche riconoscere che opportunamente la Regione, per i bandi successivi, quelli emessi nel 2020 relativi al teatro, ha fatto sì che i termini di attività superassero l'anno. Penso ai bandi del teatro che saranno validi fino al 30 aprile 2022, ai progetti speciali fino al 30 giugno 2022. Cosa chiediamo? Io vorrei riprendere il ragionamento che ha fatto il suo collega Damiano quando ha parlato dello spettacolo come medicina dell'anima. Noi chiediamo semplicemente di lavorare, di fare in modo che venga consentito a tutti gli operatori, e stiamo parlando di 15 comuni e 36 istituzioni culturali di tutta la Calabria, di arricchire non appena sarà possibile questa nostra ormai primavera-estate calabrese, nell'emanazione del prossimo bando 21 che ancora non c'è, di consentire agli operatori di lavorare e al pubblico di fruire dello spettacolo che, come dicevate voi in studio, è medicina dell'anima. Grazie al Presidente Pollice, che terrei collegato ancora con noi, perché voglio capire, siamo pronti per programmare una stagione estiva? Possiamo ripartire e anche in sicurezza attraverso gli eventi? Lo scopriremo fra pochissimo, perché andremo ad analizzare insieme i punti del DPCM che è uscito fuori, soprattutto sulla ripartenza. È d'accordo, Presidente Pollice? Rimane collegato con noi? Io devo andare un secondo in pubblicità e ritorniamo in studio. A tra poco. A dopo.
Bene, grazie a tutti voi per essere rimasti sintonizzati sul 10, soprattutto grazie al nostro ospite, il presidente Pollice, che è rimasto collegato con noi durante la pubblicità. Stavamo parlando di bandi, i grandi eventi e i bandi legati alla cultura, che c'è qualche anomalia. Ne abbiamo già discusso su questa tematica e con D'Amico stavamo per parlare proprio della legge 13, cioè questa cosa è successo. Ancora è lì, perché solitamente il 30 di aprile di ogni anno scadono i termini di presentazione della cosiddetta legge 1385. Ad oggi ancora sul sito della Regione Calabria non si trova nulla. Concordo con quello che dice il presidente dell'Agis, credo che sia giustissimo trovare una soluzione per gli eventi del 2020 come la si è presa per quelli del 2019, perché arrivato a questo punto abbiamo una spalmatura di soldi che poi dovrebbero ritornare indietro se non vengono anche perché voglio chiedere al presidente Pollice, è un peccato. Presidente, ma quindi voglio capire, comunque questi soldi da designare al bando dei grandi eventi, la Regione Calabria comunque non li ha spesi, spero non sono... sono del PAC, sono fermi. Il suo ospite faceva un'osservazione correttissima. A parte il buon senso di utilizzare lo stesso criterio per annualità differenti, cioè 2019 e 2020, buon senso che è stato utilizzato dalla Regione Calabria, dallo Stato e dalle altre regioni. Il vero problema è la programmazione. Siamo quasi al 30 aprile e non si sa nulla della legge 13. Significa che i comuni, gli enti pubblici e le istituzioni private non saranno messe in condizioni di programmare. Quindi qui abbiamo una serie di risorse messe a disposizione per concorrere allo sviluppo dello spettacolo calabrese e della cultura più in generale, che non saranno spese, e quindi bisognerà capire cosa fare. Ora, in una regione dove è accertato che le nostre attività non solo contribuiscono al miglioramento del tenore della vita, ma contribuiscono allo sviluppo economico di comunità che hanno bisogno, soprattutto dopo il Covid, di lavorare, non si comprende il senso di queste scelte. Ecco. Ma sono certo che il presidente Spirlì, con un atto di buonsenso insieme alla Giunta, riusciranno a trovare una soluzione che è del tutto ovvia. Beh, a questo punto noi lanciamo un invito al presidente Spirlì. Esatto. Sono sicuro che vedrà anche la nostra puntata, anzi noi ci faremo proprio portavoce di questo, manderemo il link di questa puntata e spero poi il presidente ci darà risposta in merito a questo. Ma su questo, Giuseppe, ti voglio fare un piccolo inciso, anche perché nella puntata in cui abbiamo avuto ospite il presidente e abbiamo parlato di cultura anche, lui ha sottolineato che quest'anno i bandi, perché si parlava del famoso bando del teatro, devono essere il volano per la ricrescita culturale della nostra regione. Quindi io credo che il nostro presidente facente funzioni, abbia il buon senso di poter accogliere l'appello dell'Agis, che poi è l'agenzia italiana che gestisce proprio lo spettacolo italiano. Io faccio parte di questa grande famiglia perché sono il presidente della Federazione Italiana del Teatro e della FITA, quindi noi siamo soci affiliati e conviviamo da tantissimi anni in sede nazionale nella stessa struttura, quindi so l'accorato appello che ha fatto il presidente e credo che le istituzioni calabresi possano accogliere, perché se non ripartiamo dallo spettacolo e dalla cultura, che come dico sempre in ogni trasmissione, solo le nostre fabbriche, noi non abbiamo fabbriche materiali, le nostre fabbriche sono fatte di storia, tradizione, cultura, enogastronomia. Se non incentiviamo questo e non diamo le risorse necessarie per poterle fare, e poi quando le risorse ci sono non le possiamo neanche utilizzare, che ritornano indietro, allora abbiamo fatto un buco nell'acqua. A questo punto che futuro si potrà intravedere per il settore dello spettacolo? Chiedo proprio al presidente Pollice, lei ad esempio che futuro intravede per il settore dello spettacolo? Allora, noi abbiamo innanzitutto la necessità di cambiare colore, perché siamo ancora arancioni, quindi non potremo iniziare l'attività di spettacolo dal vivo prima di diventare gialli.
In ogni caso gli operatori diciamo di spettacolo che rappresento, e sono contento anche dell'assist che ha fatto il collega che diciamo ha espresso pienamente il senso e il bisogno di cultura e di spettacolo non solo nella nostra regione. Noi siamo pronti a riprogrammare un'estate ricca di eventi nel rispetto delle norme, nel rispetto diciamo del pubblico che deve accedere agli spettacoli in sicurezza, nel rispetto dei lavoratori che devono lavorare in sicurezza sui palcoscenici. È stato bellissimo vedere all'inizio di questa puntata il corpo di ballo naturalmente ridotto per via anche diciamo dello studio, ma anche del contingentamento che va fatto. È stato bello vedere quanta energia, quanta capacità, quanto talento esprimono questi ragazzi. Ma perché non devono lavorare? Perché a fronte di risorse messe a disposizione queste non devono essere utilizzate per arricchire e costituire diciamo il volano del nostro sviluppo economico regionale? Presidente, lei prima, facendo diciamo una sorta di cronostoria di quello che è accaduto, ha fatto intendere che il tempo è fondamentale, quindi quello che alla fine noi, il messaggio che condividiamo e come si dice, appoggiamo diciamo tutto questa denuncia, questa cosa che viene evidenziata, è il tempo, cioè il tempismo è fondamentale, perché ormai aprile insomma ci saluterà a breve, inizia maggio, inizia la stagione veramente dove si costruiscono, dove si organizzano le cose che poi vanno l'estate. E come dicevo all'inizio, la ringrazio per averlo sottolineato, la cultura è veramente una medicina per la nostra mente, per la nostra anima. Mettere in sicurezza artisti, perché comunque parliamo di un settore che oggi è il settore più colpito, non è tanto gente che vuole tornare a lavorare perché si annoia o perché vuole tornare a lavorare, perché tanti vogliono tornare a lavorare. Ci sono dei settori, a differenza mi viene da pensare alla ristorazione, che vuoi o non vuoi, tra le difficoltà, vuoi l'asporto, il domicilio, in qualche modo lavora. Questo settore invece è veramente fermo, ma fermo immobile, attori che vengono anche. L'altra volta sentivo un'intervista di un attore molto famoso, che ora mi sfugge il nome, e diceva il Covid ha cambiato anche le sceneggiature teatrali, perché non ci si può abbracciare, non si possono fare tante cose che magari prima si potevano fare. Ed è una cosa grave, quindi parliamo di settori, Antonio, lo so che mi stai già guardando, un assist favoloso. Ora ti cedo la palla subito, non tanto l'attore in sé, ma anche chi è dietro, ma anche l'organizzatore, chi ti apre il sipario, chi ti aggiusta le luci, cioè dietro c'è veramente un mondo che è fermo nel vero senso della parola. Giuseppe, solo piccolo l'inciso, 30 secondi. Perché Damiano mi lancia un assist e voglio coglierlo al volo, anche perché c'ho il presidente dell'Agis Calabria, esatto, e quindi parliamo di spettacolo. Caro Damiano, devi sapere che adesso con la ripartenza sono partite tantissime serie televisive, fiction, film, produzioni, ma tu lo sai che per realizzare, in virtù dei rigidi protocolli che abbiamo in Italia, alcune scene di fiction italiane sono state girate oltre Stato italiano, oltre confine? Cioè pur di mantenere quella sceneggiatura, pur di mantenere quella scenografia. Ti faccio un esempio che è stato in discussione in questi giorni nei format televisivi del canale nazionale. A un passo dal cielo, girato in uno dei posti più belli che abbiamo in Italia, nel Trentino, a Bolzano, nelle zone di Bolzano, Trentino e quant'altro, per poter garantire alcune scene che venivano vietate dai rigidi protocolli, sono state girate oltre, nella zona della Bosnia. È pazzesco questa cosa. Ma chiedo una domanda veloce al Presidente. Presidente, visto che abbiamo detto tanto, cerchiamo di lanciare dei messaggi. Qual è veramente la prima cosa ora urgente per ricominciare? Innanzitutto a mettere i tasselli giusti, nei posti giusti, e poi iniziare a costruirli. Cioè, cosa chiede oggi in modo urgente, veramente urgente, al Presidente Spirlì e comunque anche alla Nazione, perché poi anche la Calabria deve rispondere al governo centrale?
Certo, io al Presidente Spirli chiedo che si faccia in Calabria quello che si fa in tutta Italia, cioè che ci siano le proroghe dovute alla sospensione del DPCM, ma al di là di questo aspetto contingente, seppur importante, vorrei chiudere questo incontro riprendendo un ragionamento molto serio che lei ha fatto, cioè quello dei tempi. Non è possibile che una procedura istruttoria che da bando deve durare 30 giorni dura 8 mesi. Non è possibile che alla fine del mese di aprile ancora non ci siano i bandi per quest'anno, cioè vogliamo finalmente programmare, ci sono le risorse, i tempi sono la prima grande emergenza. Applicando rigorosamente i tempi e consentendo così agli operatori di presentare le domande, alle commissioni regionali di istruirle in tempo, potremo offrire alla Calabria e a quanti scelgono la nostra regione per business o turismo di un servizio di assoluta qualità in linea con gli standard nazionali e internazionali. A questo punto io credo che il messaggio è stato diretto, preciso e molto chiaro. Abbiamo voglia di ripartire, vogliamo ripartire anche in estrema sicurezza e tranquillità, ma metteteci nelle condizioni di ripartire. Grazie al Presidente Pollice, Presidente di Agis, per essersi collegato con noi. Noi seguiremo questa vicenda come intrattenimento, musica, spettacolo e soprattutto come... Lo dicevamo in anteprima, no? Cioè Ma noi raccogliamo tutto. Come programma di informazione, perché alla fine siamo anche informazione. Appena è arrivato il messaggio, la missiva qui in redazione, è stato doveroso, perché tutte le maestranze, come dicevi tu prima, che lavorano dietro al mondo dello spettacolo, sentono e hanno la necessità proprio di ripartire. Giuseppe, il Presidente lo sa, che sta cambiando lavoro. E non è possibile. Dobbiamo fermare tutto questo, quindi come ha detto il Presidente Pollice non possiamo stare dietro a questi lunghi tempi di attesa, perché c'è qualcuno che ancora si deve riorganizzare in struttura questi tempi. I tempi, Giuseppe, sono se oggi siamo qui alla seconda ondata, facendo un discorso generale, alla terza ondata, è perché se all'inizio eravamo tutti d'accordo, amici, spaventati e quindi si rispettavano le regole, il fatto che i tempi di ristori, aiuti sono venuti a mancare ha creato questo veramente questo disagio interiore. La gente è uscita, cioè oggi stiamo affrontando anche questa situazione per dei mancati tempi di aiuti. Io devo lasciare, perché poi abbiamo tanti altri ospiti, sta per raggiungerci il dottore Iemboli del 118 e tanti altri argomenti di cui trattare. Fatemi salutare il nostro ospite, Presidente Pollice, grazie ancora per essersi collegato e spero di averla in studio quanto prima. Grazie a voi, quando volete, a presto e buon lavoro. A presto. Grazie. Allora, vi lasciamo con un momento musicale, diamo spazio ad Alex, così il tempo che sanificano le nostre postazioni, e ripartiamo con il prossimo ospite. Hey! Corri sotto braccia, camicetta fiore blu, o fa signorinella, mezza scuola pure tu. La piglia sigaretta quando accatta papà, la mette già rossetta come vita fa mamma Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, ma mi piace sempre più, questo posto aperto da vicino a scuola tu Gesù. Tu facciamo rispondere già, io devo retta proprio a te, l'amore può aspettare, non già farlo, fa per me. Lazzarella, ventata in primavera, quando passa tutte le mattine, già ti specchia di te vetrine, solo un complimento ti fa vampare. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, ride come fa capire che perdo tempo appresso a te. O viene uno studente nanza scuola di Gesù, che va sempre più stretta, camicetta fiore blu, 3 figlie, 4 schiaffi, tutta moda che papà, e trovano un biglietto che ti scrive che là Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, ci si caruta pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare.
la sera tu le dici no, la sera tu le dici ma se non va sotto e poi da segni sì, senza parlare. Pazzarella, o tempo come vola, ma ti trovo tutte le mattine, tieni le lacrime e stai vicine, mancano un compagnello ti può aiutare. Ma Lazzarella come sì, ti sei cagnata pure tu, ti preparati stu sì, ma rinda chiesa tu Gesù. Grazie al nostro Alex, come sempre. Oggi ti chiederò diversi interventi musicali, ma poi faremo anche un intervento sulla consulenza energetica, perché è importante, voglio mettersi alla importante. sì, oggi maglioncino verde proprio per questo. ma perché tempo, tutti fino al 2023, questi temi ci riconducono poi a un unico argomento principale, che è questo del Covid. Il Covid purtroppo non ha fermato solo la musica, non ha fermato solo quindi i grandi eventi, non ha fermato la cultura, non ha fermato come dire, solo le attività, ma ha fermato anche, pensate un po', la voglia di continuare a accudire un animale, un cucciolo, perché spesso e volentieri queste persone si sono ritrovate in delle serie difficoltà. Damiano, devi sapere che abbiamo raccolto queste testimonianze, alcune denunce che diversi operatori del settore del volontariato animale ci hanno mandato, ci hanno inviato, perché le persone a casa non riuscivano più a gestire i propri amici a quattro zampe. E oggi siamo in compagnia di Antonio Colonna e di Mariella Mele, che ringrazio per essere qui. Io non so se ho pronunciato bene, Stop Animal Crimes, sì, è la vostra associazione che si prende cura proprio degli amici a quattro zampe, ma soprattutto di quelli maltrattati, perché ci sono delle foto abbastanza importanti, e quando dico importanti mi rivolgo a voi che siete a casa. Ecco, fate attenzione alle immagini che stiamo per mandare, perché ci sono delle immagini un po' più come dire, difficili, più crude da mostrare soprattutto ai bambini. Quindi vi prego gentilmente, lo facciamo per lanciare l'appello, ma sono molto veloci queste immagini che scorreranno, ma doverose, perché c'è ancora qualche cretino, scusatemi, che continua a maltrattare gli animali. Allora, se non hai la possibilità di tenere l'animale a casa, non andare a prendere un animale per gioco e divertimento, perché pensi che stai svolgendo una cosa per puro divertimento e poi dopo lo abbandoni a se stesso. Addirittura arrivano foto come quelle che stiamo per vedere in regia, lasciare questi poveri animali in degli scatoloni al bordo della strada. Questo è veramente ridicolo e questa è una cosa veramente che bisogna continuare a denunciare spesso. Siamo affezionati tutti agli animali, quando non hai la possibilità di tenerlo però lascia fare. Giuseppe, se ti Oppure ricordi... se lo tieni lo devi pure saper tenere. Esatto. Naturalmente questo è rivolto a chi non sa tenere un animale. Quindi ci sono tanti appassionati, c'è tanta gente. Io vedevo su internet un signore si è fermato sull'autostrada per salvare un piccolo gattino che era proprio lì indifeso, questo amico, questo buon samaritano che è passato di là e l'ha salvato. Quindi ecco, date in mano a questa gente gli animali. Ci sono tante persone che hanno voglia di avere un cucciolo, tanti non si possono permettere di comprare un cane, ma sono capaci di dargli tanto affetto, sono capaci di dare quella giusta attenzione a quell'animale. Quindi poi io, Giuseppe, resto del fatto che non bisogna comprarli gli animali, ma questo è un altro discorso. Se ricordi, gli amici, insomma i nostri telespettatori di TEN sanno benissimo, abbiamo già parlato anche con Facciamo Branco da questo punto di vista, con la nostra amica Miriam che denunciava proprio questo fatto qua, e se ti ricordi aveva fatto un po' di scalpore il fatto che la loro associazione faceva 1 miliardo di verifiche prima di dare in adozione prevalentemente cani, trattano loro, e sono scettici anche sulle donazioni
qui al sud, ahimè, perché hanno riscontrato una serie di problematiche proprio sulla conduzione poi educativa di questi bellissimi cuccioli. Bene, allora parliamone proprio con i nostri ospiti. Pregherei la regia adesso di stoppare un attimo le immagini e di concentrarsi su di noi per parlare con Mariella Mele delle difficoltà che avete riscontrato nel perseguire i vostri obiettivi. E poi dopo andrò da Antonio Colonna. Allora, la nostra associazione nasce da tanto tempo, siamo dei volontari molto attivi sul territorio, ovviamente facciamo quello che possiamo. Perché dico questo? Perché comunque siamo totalmente abbandonati dalle istituzioni. Guarda, ti racconto proprio un episodio che è successo stamattina. Stamattina sono stata contattata da una serie di ragazze. C'erano dei cagnolini buttati in un burrone, non riuscivano più a ritornare sulla strada, affamati, dissetati. Io personalmente ho chiamato i vigili, quindi ho attivato tutta la prassi, ho chiamato i vigili, ho chiamato i carabinieri, purtroppo nessuno è intervenuto. Dopo un'ora e mezza io e il mio amico Domenico Campo, insieme anche ad Antonio Colonna e a altre persone che erano lì con me, abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e quindi abbiamo salvato noi questi cagnolini da morte certa, perché comunque in questi giorni c'è stato il maltempo e quindi non so come sono anche sopravvissuti questi cagnolini, che attenzione, se non ci fossimo stati noi assolutamente sarebbero morti, perché non potevano ritornare a salire per la strada, perché erano proprio in un precipizio. Allora, quando io dico siamo abbandonati, è proprio così. Qua, soprattutto nella provincia di Cosenza, ci sono centinaia di associazioni, ne abbiamo tantissime, però manca proprio una collaborazione tra di noi, cioè ognuno si cura il proprio orticello. Spesso a me chiamano, Mariella, però noi non vogliamo che magari collaborare con quelli, noi siamo aperti a tutti, perché il nostro obiettivo è salvare gli animali, però attenzione, non solo salvare l'animale, il cucciolo, la cucciolata, il nostro obiettivo è cambiare proprio il sistema, un sistema che purtroppo non funziona. Ne riparleremo di questo, ritorno sul sistema con te fra pochissimo. Antonio, come si fa a sostenere i costi di queste trasferte e le spese a cui andate incontro? Sì, il discorso è molto complesso, nel senso che il volontariato è complesso, è un mondo confuso, anarchico, troppe regole, troppe lotte intestine. Chi fa propaganda, chi paga consulenti profumatamente per fare cassa, chi invece come noi e tanti altri ha proprie spese. Personalmente non abbiamo 5 per 1000, non chiediamo sovvenzioni, ma ci finanziamo con i tesseramenti. Vorremmo portare un progetto diverso sul territorio, questo è importante. Cosa ne pensate del mondo animalista e delle azioni contro il randagismo portate avanti fino ad ora? Pensiamo che bisogna ricominciare da zero, come dice Gratteri, smontare e ricostruire come un Lego, perché il mondo animalista è fatto, come l'ho detto prima, di apparenza. Poi dobbiamo chiedere come mai in 20 anni di importanti enti animalisti in Sicilia, in Calabria, non è cambiato nulla sul randagismo. Allora questa è una domanda che i volontari si devono porre. Noi, te ne svelo una così, avevamo in mente di far arrivare qui gli animali in studio per poter adottare un cucciolo e quindi farlo vedere, ma la speranza era quella che arrivasse in mani sicure. Io ad oggi non so e non so nemmeno a chi rivolgermi per capire se questa cosa è fattibile oppure no, perché subito dopo ne facevano una battuta proprio Pio e Amedeo nel loro programma qualche giorno fa. Se sbagli di una virgola ti attaccano immediatamente, il mondo giustamente animalisti e quant'altro. Quindi Antonio, che cosa tu dici? Smontare, come ha detto Gratteri, smontare questo grande puzzle e ricostruirlo da capo. Ma cosa possiamo fare noi, diciamo, come mezzo di comunicazione per poter dare una mano a tutte queste grandi associazioni che comunque ci sono quelle, come hai detto tu, che lo fanno forse per battere cassa, io non lo so, io non posso darti, come dire, ragione perché io non so e quindi mi astengo insomma da quello che è una tua
posso crederci, ecco, però non posso confermare questa cosa. Ma so che c'è tanta gente però che davvero fa tanto per gli animali, ma fa davvero, davvero tanto. Noi come possiamo aiutare tutte queste associazioni? Beh, invitandoli alla unione, perché la divisione, credimi, è la causa. È una Quindi creare concausa. rete, Con causa del randagismo, perché c'è il volontariato, ripeto, e tante associazioni, tantissime, ognuno pensa al proprio orticello, quindi non c'è potere di influire sulla pubblica amministrazione, che è responsabile del randagismo stessa, perché il nostro messaggio è quello di spingere il mondo animalista all'unione per contare di più, perché se tu vai da un sindaco e dici guardi che lei sta omettendo di ottemperare alla legge, glielo dice un'associazione di 4 persone un conto, ma se va un movimento con i numeri è diverso. Il nostro, diciamo, noi abbiamo un progetto fatto di alcuni punti che devono dare appunto un input diverso. Oggi la prassi è quello per cui il volontario trova un cane, lo prende in automatico, fa raccolte fondi e poi cerca adozione, senza neanche considerare l'obbligo di far intervenire la pubblica amministrazione. Questo è il problema. Okay. Questo è. Mariella, voi avete paura di denunciare queste situazioni in questa terra? Sì, prima avevamo paura perché comunque eravamo tanti cani randaggi, come mi definisco io. Però adesso no, perché abbiamo una persona che ci sta mettendo nelle mani la propria esperienza, la propria forza, e sto parlando di Antonio Colonna, cioè una persona che ci ha messo a disposizione tutto, che dal nord scende qui da noi in Calabria per aiutarci a migliorare la situazione. Ti fermo solo un attimo. Sì. Andiamo in pubblicità e ne riparleremo fra pochissimo. Bene, rieccoci nuovamente in studio, sono ancora in compagnia di Mariella Mele e di Antonio Colonna. Stiamo parlando del mondo animale e soprattutto della sua difesa. Allora, parlavamo con Mariella, sì, solo un secondo, parlavamo con Mariella di questa denuncia in questo territorio, cioè denunciare in questo territorio le cose che non vanno. Tieniti sulla mia domanda e sentiamo Damiano. No, vabbè, dai, facciamo rispondere. Poi era su questo, sempre su questo argomento. No, la mia era un'altra, però. Ok, allora andiamo avanti, vai Mariella. Sì, allora come dicevo prima un po' abbiamo paura perché comunque viviamo in una regione un po' particolare. Ma paura però di cosa, ecco? Paura insomma che ci possano fare qualcosa, nel senso che adesso anch'io mi prendo la responsabilità di quello che dico. Tempo fa, qualche mese fa, 5-6 mesi fa, una mia amica di Cosenza ha denunciato un episodio di un maltrattamento, purtroppo ha subito dei danni. Ha subito dei danni alla macchina. Questa persona aveva denunciato un maltrattamento di un vicino che... Sì. Giusto, e ha subito dei danni alla macchina, quindi noi siamo soli, non siamo tutelati, è inutile che ci prendiamo in giro. Questo purtroppo cioè, ora mi viene in mente l'episodio del parcheggio della sedia, cioè purtroppo sono cose veramente assurde, no? Cioè, di ripicca. Invece la mia domanda era proprio legato al randagismo, che poi secondo me è la chiave, diciamo, per combattere il randagismo e la sterilizzazione, cioè avere dei fondi soprattutto lì affinché si possa fare. Io ho fatto diversi servizi proprio sul randagismo, anche insomma con questa associazione Facciamo Branco, ho coinvolto anche sindaci dove però non riuscivano a darci delle risposte concrete, no? Poi quando giustamente lei diceva io chiamo i carabinieri, i vigili e nessuno interviene, cioè davvero ti senti disarmato, perché se neanche le forze dell'ordine sono dalla tua parte quando trovi situazioni del genere, ti senti davvero da solo. Quindi è questa la cosa veramente che mette paura, ma paura nell'anima. Io mi sono accorto di questa cosa proprio dal fatto che abbiamo ricevuto, Antonio, tantissime lettere in redazione su questo fenomeno, ma tantissime, cioè tanta gente che chiede aiuto su questa cosa. Quindi Antonio, abbiamo parlato di una denuncia, lei dice mi assumo la responsabilità, va bene, hai detto una cosa che riguarda una persona anonimata, non hai fatto nessun nome, certo. Hai però incominciato a dire attenzione,
non preoccupatevi, denunciate, perché comunque le associazioni, sperando che le istituzioni ci possano dare anche una protezione in più da questo punto di vista, che qual è poi, più che protezione, è la tranquillità, che se voi denunciate e andate a recuperare questi animali, poi siete voi che dovete farli mangiare, accudire, quindi non è che poi diventa un cane che si morde la coda, perché se voi vi prendete cura poi di 50 animali e vi mancano i soldi, no Antonio, per farli mangiare, siamo allo stesso problema. È inutile che poi parliamo, no? Non l'abbiamo fatto finora, Antonio, non abbiamo toccato l'argomento dell'attività circense e del circo sugli animali, perché sai bene che cosa succede. Quindi non abbiamo toccato appositamente questo fenomeno, ma non vorrei che poi ritornasse come un boomerang anche per loro, perché se queste persone prendono 50 animali in custodia e dopo non riescono a sfamarli, cosa fanno? Vanno in difficoltà anche loro. Ma alla fine credo che neanche li possano prendere se non si credo di sì, Antonio, voi potete prenderli, burocratico. Avete a me è successo settimana scorsa, scusami Giuseppe, cioè, mio zio in campagna si è ritrovato una cucciolata immensa di cagnolini, cioè lui alla fine non poteva neanche regalarli, perché se li andava a regalare rischiava pure di essere denunciato, perché doveva chiamare. Ho chiamato chi di dovere, mi ha detto devi chiamare i vigili. Allora, intanto ecco, visto che ci sono anche loro qui, come li salvi sti animali? Che cosa bisogna fare, cioè, quando succede una cosa del genere? Antonio, si trovano degli animali per strada, la prima cosa da fare qual è? Allora, ripeto, dobbiamo tornare a far rispettare la legge in Calabria Sud anche in tema di animali. La legge prevede che in caso di ritrovamento di un randaggio bisogna avvertire le autorità, che sono Polizia Locale e ASP. Loro devono prendere l'animale, portarlo al canile sanitario per i tempi necessari per accertamenti e poi mettere il cane in rifugio, e da lì subentra l'associazione. Il problema è che da un lato le inadempienze dei sindaci, le connivenze che ci sono in molto ambiente, basti vedere i debiti che hanno le ASP di Reggio Calabria e Cosenza e lasciamo perdere il resto circa le infiltrazioni, e dall'altro lato il volontariato, perché ripeto, il problema secondo noi è condiviso dalla maggior parte del mondo del volontariato in Italia, è chiudere il rubinetto del denaro, perché questo meccanismo di recuperare il cane e attivare una raccolta fondi sui social è un grande rischio, perché può costituire quello che noi definiamo il reddito canino. Quindi il randagismo serve, chiaramente parlo di una piccola percentuale del volontariato, però è un rischio enorme. Quindi la gestione degli animali deve tornare al sindaco. No, ma è un rischio per due aspetti, Antonio, perché uno è che magari uno poi neanche si fida più a donare, cioè se queste cose vengono smascherate, poi c'è confusione, quello buono viene mischiato con quello cattivo. Esatto, cioè poi è come la storia dal lupo al lupo, nel senso io poi voglio donare perché magari ho un grande cuore e quant'altro, però dico ma le sto dando alla persona giusta e quindi poi non lo faccio. È un problema politico, sociale, cioè il tema animali non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. La politica deve prendere seriamente in considerazione questo tema, non prima delle elezioni, questo è l'effetto grave. Quindi voi comunque questi cuccioli, a parte dare il vostro supporto inizialmente, poi da quello che mi pare di capire... Ci occupiamo di tutto, dall'inizio alla fine, cioè ci occupiamo di recuperarlo, di portarlo a rifugio, di pagare le spese veterinarie, di farlo adottare e di seguire la post-adozione. Quindi il cucciolo viene seguito, io ho centinaia di adottanti, ho centinaia di persone che continuo a seguire nonostante i cuccioli, che poi non solo cuccioli, noi facciamo adottare anche cani problematici, io entro anche nei canili e non dimentichiamo la realtà dei canili, perché purtroppo la realtà dei canili è una realtà un po' abbandonata, perché tutti quanti pensano a raccogliere la cucciolata, pensano al cane randaggio, e i cani del canile chi ci pensa? Bene, allora Antonio, ti do la telecamera a tuo favore, che è questa qui di fronte a te. Un appello, l'appello che vuoi fare, ecco, sulla centrale mi dicono, l'appello che vuoi fare è fallo tranquillo. No, ecco, è la 2, quella laterale dove c'è il nostro operatore che sta andando, ecco. Quindi fai l'appello a tutti coloro che ci stanno seguendo, sperando che sia un appello che venga ascoltato da tutti. Prego. Sì, l'appello è quello di capire che per cambiare le cose bisogna essere uniti, perché i numeri in un paese democratico fanno la differenza. Abbandonare le logiche del controllo del territorio, della gestione privata dei randaggi, ma informarsi sul progetto di Stop Animal Crimes Italia, perché dobbiamo
indurre i sindaci a tornare a occuparsi di cani. Noi dobbiamo essere volontari che non si sostituiscono alla pubblica amministrazione, ma diano una mano. Quindi questo per quanto riguarda il randagismo, e nel caso di denunce di non avere mai paura, cautela sì, ma paura mai, e nel caso aveste paura di esporvi di chiamare il movimento che procederà a denunciare senza nessun problema. Grazie ad Antonio Colonna e a Mariella Mele per essere stati con noi. Speriamo che il messaggio è arrivato chiaro e diretto. Vi lasciamo con Alex e poi ci vediamo in studio con il prossimo ospite. Un augurio affinché arrivi il più presto possibile. La nostra strada. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, perché non torni qui vicino a me. E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. Grazie ad Alex come sempre e io do il benvenuto a Ilaria Bruno che è già qui con noi. Lei è una nutrizionista, quindi specializzata in questo mondo, in questo grande campo. Ilaria, con te che cosa volevamo parlare in questo blocco? La pandemia si è prolungata un po' abbastanza. Speriamo, oggi l'abbiamo detto come augurio, speriamo che questo 25 possa portarci alla liberazione, liberi davvero tutti e che tutto questo possa finire al più presto. Ma quanto è stato importante mangiare bene in questo periodo e stare attenti, soprattutto per chi ha patologie e quant'altro, quindi il mangiare sano. L'abbiamo voluto ripetere diverse volte in queste puntate di Tenne e Lode, proprio perché ha la sua importanza. Ne vogliamo parlare? Diciamo che attualmente quello che è l'obiettivo principale con il mio lavoro adesso è sicuramente creare un sistema immunitario forte, giusto? Quindi una sana alimentazione così come l'attività fisica portano a questo obiettivo, perché per avere un sistema immunitario forte sicuramente bisogna mangiare bene, ripristinare la flora batterica e integrare laddove è necessario la vitamina D. Una dieta sana può aiutarci a prevenire l'insorgere di alcune patologie? Certo, l'alimentazione sana viene utilizzata sia a scopo preventivo che curativo in alcuni casi. Ovviamente al contrario, un'alimentazione squilibrata può essere invece causa di molte patologie cronico-degenerative che sappiamo benissimo si stanno sviluppando maggiormente in questo periodo, visto la chiusura e l'alimentazione squilibrata che si sta... Facciamo un focus preciso per chi ci segue da casa. Qual è proprio il ruolo del nutrizionista? Così... il ruolo del nutrizionista, oltre al semplice stilare un piano alimentare, porta poi ad una coscienza alimentare. In che senso? Quando col paziente svolgiamo un percorso, alla fine di questo percorso non si ha solo un obiettivo fisico, bensì anche mentale, perché bisogna imparare appunto a mangiare bene, ovviamente. Quindi il sacrificio si fa anche per questo. Ilaria, molto spesso sentiamo persone che si affidano al web per organizzare la propria
dieta. Esatto. Dimagrisci in 30 giorni. Sì. Vai. Ha senso questa cosa? Cioè, è possibile che una persona può fare un piano personalizzato? Anche perché i piani che vediamo su anche internet... le app. Vabbè, a parte È le l'ora app... di mangiare, è l'ora di... Magari solo le app, purtroppo persone che non sono qualificate, vediamo sui social i famosi influencer che elargiscono consigli sia da un punto di vista nutrizionale che di integrazione, quindi fare attenzione a chi si ha di fronte, a chi si ascolta in merito a queste cose, perché poi è la salute che viene meno, no? Io esco un po' fuori dal seminato delle domande che Sì, preparano certo. gli autori, perché vorrei farti una domanda un po' più personale. Certo. I prodotti tipici della nostra amata Calabria. Perché in questo periodo si sta iniziando a parlare di questo Nutri-Score, questo famoso bollino, questi famosi semafori, il rosso, il verde? È tutto un colore in questo periodo. Un colore, ma soprattutto... stanno cercando di, secondo me, un po' di confondere le cose, cioè il caciocavallo d'Opsilano, il caciocavallo nostrano, ricco di sale. Davvero è così? Può essere così pericoloso per l'Europa da meritarsi il bollino rosso? No, allora il discorso è che poi perché c'è in questa base, idea, certo. Poi la Coca-Cola Light va bene, la Red Bull Light hanno l'arancione. No, ma allora lì poi si fa un discorso ovviamente in funzione anche della persona, no? Cioè perché non tutti abbiamo la stessa fisiologia, per cui in soggetti con malattie cronico-degenerative ovviamente il caciocavallo viene escluso dall'alimentazione per delle motivazioni scientifiche, però in un soggetto normale, abbinato e equilibrato nella giornata, perché no? Perché non mangiarlo? Tu devi sapere No, che lui ti ha invitato oggi perché comunque la prova costume ormai è alle porte. È alle porte, speriamo, visto il coprifuoco alle 10, vediamo un attimo come... Dei giusti consigli, ecco. Certo. Poi io che faccio sport il caciocavallo posso mangiarlo, Certo. tu no. Vabbè, ovviamente chi fa sport poi ha tutto un altro tipo di alimentazione che deve seguire, c'è un fabbisogno energetico differente, maggiore, no? Sì, il problema è che come si fa a... Non vuole rinunciare al caciocavallo. È questo il cruccio della giornata. Cioè, io mi ricordo, mio nonno diceva, la mattina, guarda, per stare bene, un po' di pane, un po' di sardellina... La mattina. Vabbè, ma l'alimentazione... La mattina alle 9:30 lui mangiava già la sarda oggi salata. Ma scusami, ma si alzavano alle 4 del mattino. Anche. Quindi è normale che alle Poi 9 non esistevano conservanti, nei non campi. esistevano tutte quelle cose un pochettino industriali al tempo dei nonni, quindi forse per questo stavano anche più in La salute. pancetta giusto? tesa, la tagliavano proprio alla... Esatto. Beh, sicuramente, ecco, ci scherziamo un po' sopra, ma in realtà più che scherzo è una cosa seria, perché poi, come dicevamo, portano diverse patologie, Esatto. bisogna stare molto attenti Sì. e quindi seguire soprattutto questi consigli da persone esperte. Esperte. Noi non siamo qui a dire cioè, dovete scegliere Ilaria o dovete scegliere Antonio D'Amico, che è un esperto anche in... almeno Voi dovete scegliere dei professionisti in generale. Infatti noi abbiamo ospitato diverse persone di questo mondo, quindi noi non possiamo fare pubblicità a nessuno, noi dobbiamo semplicemente dire che bisogna rivolgersi a degli esperti in materia. Certo. Anche perché l'estate si avvicina, è vero, quindi un consiglio per prepararci al meglio lo possiamo accettare, no? Vabbè, innanzitutto quello che consiglio sempre è ascoltare quelli che sono i segnali che dà il nostro corpo, perché quando arriva il momento di seguire una sana alimentazione ce lo consiglia proprio il nostro corpo. Io, avendo diversi pazienti, tutti hanno un denominatore comune. Si accende una lampadina ad un certo punto che dice ok, adesso dobbiamo seguire una dieta corretta, praticare sport almeno 3 volte a settimana dai 20 ai 40 minuti, altrimenti diciamo sotto le 3 volte a settimana non ha molto senso praticare sport. Sì, almeno 3 volte a settimana e non per ultimo... No, a me non riguarda, loro mi stanno prendendo perché io faccio 5 volte a settimana, faccio sport. 5 volte... Bere tanta acqua, quello è fondamentale. Un'altra cosa. Si sottovaluta un po' l'argomento, acqua. Ilaria, giusto? Esatto, sì. Allora, eliminiamo qualche tabù, no? Sì. La famosa tisana, dopo che tu ti mangi tutto il mondo, arrivi la sera, ti fai la tisana per
per togliere, diciamo che non succede niente. Non succede niente. Cioè, non è che la tisana faccia miracoli. No, è una sinergia di cose che bisogna effettuare. La tisana sì ha le sue note positive, però è ovvio, come dici tu, che no, se hai mangiato... Io trovo su internet, no, magari segui le stories di qualcuno che si mangia pizza e poi arriva la sera, tisana, così mi mantengo in forma. No, ma cosa? Ma magari fosse solo la tisana, cioè poi propinano integratori miracolosi e quello un po' più... Quello è grave. È grave della tisana. A me quello che fa tanto ridere è che ci sono alcuni che sono a dieta, oggi è partita la dieta, cioè ogni giorno, quando li vedi, parte sempre una dieta. Fanno più diete, cioè, io dico 3 o 4 diete perché se poi hanno fame. Ma la gente veramente durante l'anno deve stare... Ma non è un sacrificio, perché magari all'inizio è difficile seguire un piano alimentare, però poi diventa uno stile di vita, cioè lo vedo con tutti. Esatto. Ad esempio, quale potrebbe essere un pranzo o una cena ideale? Allora, un pranzo ideale, potremmo concederci dei carboidrati. La pasta non è da demonizzare, però nell'arco della settimana è preferibile alternare a cereali integrali come farro. A pranzo e a cena o solo a pranzo o solo a cena? Allora, quello poi è soggettivo, però tendenzialmente se a pranzo si sono consumati dei carboidrati, la sera preferire delle proteine sempre e comunque accompagnate entrambi i pasti da abbondante verdura, una porzione di verdura. È ovvio che il dispenso calorico fa la differenza, sì, no? ma infatti stiamo parlando, diciamo, di generalmente come viene impostato, poi è ovvio che se parliamo di un soggetto 16:20, normale... giusto? L'orologio dello studio mi segna le 16:20, quindi a quest'ora un piccolo break ce lo possiamo concedere? Certo, una frutto, merenda, un frutto, uno yogurt, poi se parliamo di uno sportivo lì cambia tutto il discorso, però in un soggetto normale possiamo pensare di mangiare un frutto piuttosto che quindi uno yogurt. Quindi abbiamo detto un pranzo ideale potrebbe essere carboidrati, un bel piatto di pasta asciutto accompagnato con sempre verdure, cioè sia che sia pranzo che sia cena, una porzione di verdure di stagione è sempre consigliata. Quindi pasta, verdure, esatto. e non associamo né carne né... Si può associare certo la proteina al pranzo, però se a pranzo magari si è preferito più un piatto di pasta e basta, la sera concedersi le proteine. Anche se ci sono diversi studi adesso che parlano di invertire questa cosa, cioè preferire le proteine a pranzo piuttosto che a cena e i carboidrati a cena. È vero che la pasta aumenta l'eccesso della felicità, l'ormone della felicità? Esatto, sì. Si sviluppano delle endorfine ed è per questo che i nuovi studi si stanno avviando, però non è niente di consolidato, la butto lì, sono preferiti la sera perché accompagnano al sonno, mentre le proteine danno più sazietà durante la giornata ed sono più difficili da metabolizzare. Io di questa cosa devo ringraziare il mio maestro Antonella Barbarossa, perché altrimenti pensa che gli ho rubato questa battuta, questo consiglio. Sì, perché lei continua a dirmi: Giuseppe, dovete mangiare la pasta asciutta la sera. Sì. E io pensavo sempre, come la pasta asciutta la sera, lo spaghetto al pomodoro la sera, forse può essere l'importante è introdurre, perché i carboidrati sono un po' demonizzati, ok? Se in eccesso ovviamente si trasformano in grassi, però se tu nell'arco della giornata prendi i giusti carboidrati che servono nell'arco della giornata, quelli che restano si possono mangiare tranquillamente la sera, perché no? L'errore da non fare mai, questo lo dico anche a noi stessi che facciamo una vita un po' abbastanza combattuto a destra e a sinistra, non abbiamo orari, soprattutto negli studi, ecco, è l'errore che spesso facciamo noi, quello di non mangiare proprio durante la giornata. Ma e arrivare guarda, la sera... tendenzialmente è meglio non mangiare piuttosto che mangiare cibo spazzatura. Questo parlo per me personalmente. Lui Antonio mangia, è arrivato in studio che già mangiava. Mi sento male adesso perché purtroppo non sto facendo attività fisica, perché comunque il mio fisico si era abituato a fare un'attività fisica, l'alimentazione, io sono un po' fissato sull'alimentazione, ora ho preso un po' di peso perché comunque purtroppo l'essere sedentario, faccio lavoro d'ufficio, poi nell'arco della giornata fino alle 9 di sera ho milioni di impegni, quindi non riesco a fare neanche una classica camminata, anche perché comunque adesso neanche ti puoi fare una camminata che se cammini ti pure guardano con gli occhi distorto polizia e carabinieri, quindi alla fine però credo che una sana alimentazione mattina, mezza giornata, pranzo, pomeriggio e sera
Dipende, anche lì, gli spuntini non sono adatti a tutti. Secondo me Ilaria a te cambia l'aspetto quando sei di fronte. Sì, però dipende sempre dal soggetto. In alcuni soggetti è preferibile lasciare un arco di digiuno tra un pasto e l'altro. Quindi tu sei per il digiuno intermittente in pratica? No, non è il digiuno intermittente, è un'altra cosa. È nell'arco della giornata lasciare il tempo di digerire. Ma parliamo di alcuni soggetti, non per tutti. Poi è ovvio che nel mio caso dovrei fare il digiuno intermittente totale. Quindi digiuno totale. No, perché tu sei un falso magro. Sono un falso. Ma come ti permetti? Siamo in diretta. Magro, nel senso che c'hai una bella linea, sei alto, però hai un po' di pancettina, che è quella che mimetizzi. Ma non è vero. Cioè, c'ho la pancetta io. Dai, un po' sì. Ma l'abbiamo tutta, l'abbiamo fatta. Ma in questo momento storico l'abbiamo fatta. Ti ha appena detto che lo sport è 3 volte a settimana. Ilaria, non ci viene. Io ho provato di tutto. Nel mio armadio c'è lo zainetto per la piscina. C'è lo zainetto dell'equitazione. Ma non serve fare sport estremi, basta anche fare una semplice passeggiata. Ma prendi un tappetino. Anche una semplice passeggiata credo anche che sia. perché ti racconto questa per dimagrire quello è la passeggiare tanto. Un giorno mi presento a una partita di calcetto super accessoriato. Appena mi hanno visto è arrivato un campione, questo qua sicuramente giocherà benissimo. Il tempo 2 minuti di entrare in campo e si sono accorti che era tutta una falsa. Bene. Perché non gioco mai e questo è sbagliatissimo. Sbagliato non fare sport, sbagliato, lo diciamolo a noi stessi e accettiamo le nostre colpe quando una cosa non... Soprattutto di questi periodi, anzi voglio chiedere a Ilaria se in questo periodo comunque di chiusura, comunque tante persone che magari non hanno fatto sport, se si sono rivolti, se hai avuto un feedback maggiore di questi tempi per tamponare i danni. Sì, certo, perché è un discorso un po' comune. Sbagliare l'alimentazione in questo periodo è stato un difetto anche facile, comune. No? Tra virgolette, sì, sbagliare perché stando chiusi in casa poi si è attirati dalla dispensa e quindi è un po' per noia anche. Ma nel primo lockdown comunque, soprattutto nel primo lockdown, perché nel primo lockdown c'era quella contezza di stare obbligatoriamente a casa, quindi almeno parlo di me, io avevo perso la cognizione dell'orologio. Per me le 2 della notte erano le 7 del mattino, era tutto uguale. Io il contrario, sai perché? Perché paradossalmente per uno sportivo il primo lockdown io avevo tutto il tempo di allenarmi quando volevo, di mangiare quando volevo, quindi mi ero creato proprio le giornate. Però poi a lungo andare diventa difficile perché circoscritti nel perimetro di casa puoi fare... Ma per te che sei uno sportivo vero, per me, ti faccio l'esempio mio, che siamo abituati a fare sport andando in una struttura, in palestra, perché è una questione di mente, mentale, tu devi andare lì, devi stare quelle 2 ore per fare esercizio. Ecco, dopo le pillole di saggezza del professore D'Amico possiamo andare anche, credo, in pubblicità, no? Grazie. Sì, è vero. Ilaria, grazie per essere stata con noi e spero di ritrovarti nuovamente in studio prossimamente, così approfondiremo ancora di più questa tematica e soprattutto tutti voi che state scrivendo sul numero WhatsApp, che oggi non possiamo leggervi in diretta perché manca la nostra Vincenza. Se hanno qualcosa da chiedere per le prossime volte, avete qualcosa da chiedere, la potrei invitare nella ultima puntata per lanciarci una dieta per l'estate. Benissimo. Una dieta la prova costume in diretta di Giuseppe Greco. Una dieta di mantenimento per il periodo estivo. Andiamo in pubblicità, se non si facciamo danni. Grazie. Andiamo in pubblicità. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, e sveglia mi guarda, non so. Già l'odore di terra, odor di grano,
viaggio verso me e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancora più in là, sembra quasi un mare d'erba, è leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Alex, grandissimo, che pezzaccio, il nostro consulente musicale e energetico. Che pezzaccio, ragazzi. Grazie Alex, grazie. Due risate con Alex e soprattutto due risate di gioia insieme al dottor Jembolo, perché è un piacere vederlo qui con noi. È un piacere vederlo sotto questa veste e soprattutto è un piacere rivederlo, lo dico con tanto gioia, con tanto sorriso, di vederlo che sta bene, soprattutto perché il dottore Jemboli non solo combatte ancora oggi in prima linea contro il Covid, ma è stato anche, lui ha contratto anche il Covid e con sintomi molto ma molto pesanti. Io intanto gli farei un applauso per quello che per quello che ha fatto prima, per quello che ha fatto durante, anche mentre aveva la sua malattia in corso, dava assistenza, so anche quando poteva per telefono, la sua consulenza, e per quello che sta continuando a fare adesso. Un grande, ecco, questi sono i veri eroi, questi sono i veri uomini che noi da questa pandemia non dobbiamo dimenticare mai. Sei d'accordo, D'Amico? Sì, abbiamo gli eroi, lode e applauso, ma dobbiamo dargli pure gli strumenti a sti poveri uomini, se no non fanno nulla. Certo, e di questo ne parliamo fra pochissimo, perché il dottore Jemboli è qui con noi e oggi chiederemo intanto come ha affrontato la malattia. Può essere anche per chi ci segue da casa, può essere anche motivo di... È importante, le testimonianze sono più testimonianze motivazionali, ecco, soprattutto per chi lo sta affrontando, per chi in questo momento sta combattendo contro il Covid. Grazie soprattutto Giuseppe per avermi invitato, grazie al direttore per essere ospite di questa splendida trasmissione. Per noi è un onore averla qui. Grazie Giuseppe. Sono un po' emozionato, quindi mi perdonate se... ho contratto il virus agli inizi di novembre, verso il 10 di novembre. L'ho contratto quando nessuno andava a casa, tranne i medici del 118, perché gli altri medici non avevano DP, i medici di base non avevano DP, le guardie mediche non avevano DP, che sarebbero i meccanismi di protezione. Certo. Quindi eravamo solo noi sul campo. Quindi lei si è ritrovato qualche suo collega quando lei ha contratto il Covid, è questo che sto dicendo? Sì, è così. E allora andavamo, in quel periodo avevamo forse 22 persone affette da Covid, e dopo qualche giorno, ma io l'ho preso nel momento in cui ho abbassato la guardia, attenzione, è importante dirlo questo. Perché? Perché stavo visitando questi pazienti ormai e li stavo trattando a casa con la terapia per il Covid, naturalmente per non intasare il centro SPOC di Rossano Corigliano, per non intasare l'hub di Cosenza, che erano ormai al tracollo. Quindi noi stavamo cercando di far rimanere a casa il più possibile questi pazienti. Dopo che l'ho contratto ho avuto la sintomatologia classica, cefalea, mialgia, febbre,
c'era anche un interessamento intestinale e una lieve desaturazione, quindi mi sono continuato a curare a casa da solo. Dopo 7 giorni però, improvvisamente, e questo lo voglio dire per far sì che questo sia un campanello d'allarme, perché questa maledetta malattia è subdola, è una malattia che all'improvviso porta a una desaturazione da 94, 95 a 88, 89, che sarebbe la misurazione dell'ossigeno nel sangue. Con il famoso saturimetro che ormai che si fa con il famoso saturimetro. Quindi lei sta consigliando di tenerla sotto controllo? Sempre, la saturazione va tenuta sempre sotto controllo. Chi è affetto da Covid c'ha un meccanismo che lo può aiutare ed è il saturimetro. Quindi ogni quanto, mi perdoni dottore, ma ne approfitto per chi ci segue da casa, ogni quanto bisogna tenerla sotto controllo? Basta... Guarda, il saturimetro può essere, si può tenere al dito sempre, sì, in qualsiasi momento. Okay. Quindi, perché può fare questo sbalzo? Quindi anche, sì, anche dopo minuti, dopo secondi, insomma, tu vedi che si desatura e quando si desatura, e io ho cominciato a desaturare anche con ossigeno a 15, naturalmente ho chiamato pure io il 118 e sono arrivati i miei colleghi che mi hanno portato a Cosenza. C'era una polmonite da aspetto a vetro smerigliato che è tipica da polmonite da Covid, che aveva interessato improvvisamente la maggior parte del parenchima polmonare, quindi desaturavo a 80 e sono stato lì per andare in rianimazione. E permettetemi un ringraziamento ai colleghi della pneumologia di Cosenza, che sono stati tanti carini, al dottore Petrone e alla sua equipe, che comunque sia hanno fatto sì che, come dire, io stia qui adesso a parlare anche di Covid con te, Giuseppe. Ecco perché dicevo prima bello gioire, proprio perché sapevo di questa situazione, abbiamo avuto modo di sentirci. Una situazione bruttissima. Vi racconto un aneddoto se non prendo molto tempo. Lei pensi che stavamo, io e un altro paziente che aveva purtroppo un tumore, un ragazzo quarantenne, Benjamin, che ho chiamato Benjamin nel mio cuore, e questo ragazzo purtroppo la notte non ce l'ha fatta. Io, visto che stava andando in arresto, mi sono alzato per fargli un massaggio cardiaco, ma non ero nelle condizioni tant'è vero che mi alzavo e sono tuffato nel letto, ho chiamato i colleghi che sono subito intervenuti e poi lo voglio ricordare, questo povero paziente, insomma, questa povera persona che aveva altre patologie, altre comorbilità, perché erano le 3 di notte e gli obitori non c'era più spazio per mettere altre persone. E allora ho chiesto ai colleghi, dico, non vi preoccupate colleghi, lasciatelo qui da me, perché, come dire, per noi operatori la morte, come dire, ci accompagna sempre in tutte le vicissitudini della vita. Perdonatemi un po' l'emozione. Queste sono storie importanti, storie di vita che è giusto che ognuno di noi ascolti e che ne faccia veramente tesoro, perché poi tante persone, no, ma poi a me viene da dire, tante persone purtroppo ancora oggi guardano questa situazione troppo dall'esterno, sì, e hanno un giudizio troppo superficiale da questo punto di vista. Io faccio veramente fatica, non solo quando sento queste storie di persone che comunque vivono ogni giorno, ma poi le vivono anche sulla propria pelle, di come tante persone non riescono veramente a essere empatici, a capire la situazione, la gravità della situazione, e mi ricollego a quello che diceva il dottore prima, perché lui, insomma,
sono riuscito a catturare quel momento in cui diceva io l'ho preso perché ho abbassato un attimo la guardia. Cioè io spero che veramente queste storie, questi messaggi non vadano in vano, perché sono storie importanti che hanno un compito, veramente sensibilizzare tutti e imparare anche dagli errori altrui, e che quindi abbia una sorta di premura nei confronti di tutti, soprattutto adesso che avremo, tra virgolette, un po' più di libertà, di aperture, di non abbassare la guardia. Usciamo, facciamo tutte le nostre cose che ci fanno sentire bene, ma facciamole con la testa. Cioè torniamo a mantenere le distanze nei supermercati, torniamo a igienizzarci le mani più spesso perché ora si fa di meno, cioè torniamo a farlo con criterio, ma non perché è un periodo in cui siamo tutti stanchi. E poi immaginate un dottore quanto è stanco, che da un anno che affronta questa situazione, quindi noi siamo fortunati da questo punto di vista e torniamo a farlo veramente, per uscirne il prima possibile tutti insieme. Grazie. Grazie a te. Posso chiederle, dottor Jemboli, com'è il Covid visto con gli occhi del paziente a differenza di quello visto da medico? Guarda, io oserei dire una frase in questo momento, no? Che è quasi leopardiana. La conoscenza produce più dolore, perché fondamentalmente, sapendo cosa potevo andare incontro io, la paura galoppava, perché era questa maledetta malattia ingravescente che in pochissimo tempo ti sentivi che ti mancava il respiro. Quindi è entrato in gioco un aspetto psicologico. Certo, e poi mi sono messo, io, chi mi conosce sa che ho una grande umanità. E penso che ho trattato sempre i pazienti in un determinato modo, cioè con correttezza e con molto amore, perché la nostra professione va fatta con amore. Essere dall'altra parte non è bello, e vorrei ricordare ai colleghi che lo fanno tantissimi con amore, che comunque i pazienti non sono numeri, ma sono persone che hanno bisogno di carezze, hanno bisogno di sorrisi, hanno bisogno di parlare, di parlarci, perché non sono affatto dei numeri. Cosa si sente di dire a chi ha familiari a rischio in famiglia? Io dico, statevi attenti, state attenti, perché se tu pensi un poco, noi abbiamo con questo maledetto Covid distrutto la generazione che ci ha permesso di studiare, la generazione del boom economico, la generazione che ha cresciuto noi con tanto stento, la generazione che ha fatto sacrifici enormi, se ne stanno andando mesti e silenziosi in una regione poi come la nostra, dove il funerale è qualcosa di essenziale. Cioè c'è gente, io parlo anche di mia mamma, che dice ti raccomando però il funerale, cioè per dire che non abbiamo potuto nemmeno onorare neanche onorare durante il servizio funebre, ed è una cosa bruttissima soprattutto per noi e per quella gente che tanti sacrifici ha fatto e che ci tiene molto a queste onoranze funebri. Ne voglio dire solo questo. Ma non solo, dottore, anche perché so che alla fin fine, quando muoiono nei reparti di terapia intensiva o in un reparto normale, vengono avvolti così come sono. Quindi il dolore di una famiglia di non poterlo piangere, di non poterlo onorare, è vero, noi siamo calabresi, la Calabria vive di tradizioni, di mitologia, siamo figli della Grecia, dove il rito funebre era qualcosa di sacro, dagli oli essenziali ai profumi, agli aromi.
e adesso vederli avvolti in questi cellophane chiusi, blum, zingati, che arrivano in questi cimiteri. Sì, direttamente al cimitero, nemmeno una santa... cioè libardati pure con lo stesso feretro. So che ho constatato che anche le onoranze funebri sono bardate anche lì nel cimitero con il feretro. È brutto. È brutto. Dottor Jemboli, man mano che vanno allentandosi le restrizioni e che si va incontro al periodo estivo, che comportamenti lei suggerisce di mantenere ai calabresi? Guardi, prima c'è stato l'intervento che ha detto le cose che bisogna fare. Mascherine, distanziamento e lavaggio continuo delle mani e poi soprattutto vaccinarsi. Certe volte mi sembra che il mondo si sia capovolto. Si sia capovolto, in che senso che si sia capovolto? Io noto delle persone che stanno rifiutando i vaccini AstraZeneca. Io sono vaccinato AstraZeneca. Assurdo. Vaccinatevi. Da quanto noi lei siamo... Qualsiasi vaccino sono tutti buoni, perché l'AIFA non è pazza che ammazza le persone. Dobbiamo vaccinarci tutti, questo è il messaggio che bisogna dare, tutti i giorni, in tutti i momenti, in tutte le televisioni. Non state a sentire le fake news. Sbaglio lo dice anche in maniera un po' più arrabbiata perché ci è passato in prima persona. Ma certo, ma lo dico in maniera arrabbiata perché mi sembra che il mondo stia andando al di là di quello che è una misura logica. Anche perché se non facciamo così, ritorniamo al discorso di Antonio, questi uomini, questi eroi continuano a lottare per gli altri e senza gli strumenti, Antonio, è vero. Non hanno tutti gli strumenti necessari. Abbiamo gli ospedali anche chiusi. Antonio, c'è una lotta ancora verso l'ospedale di Cariati che è chiuso. Ci sono tanti ospedali che hanno difficoltà enormi. Noi all'inizio, se ti ricordi, abbiamo evidenziato come il Covid abbia alzato il tappeto sulla sanità calabrese, non solo italiana, che vive, diciamo, una situazione un po' precaria da anni. Però il discorso di oggi, quindi tornando anche sul lato poi umano, come diceva giustamente il dottore, sembra che sia capovolto il mondo perché abbiamo tutti un nemico in comune, cioè l'umanità, una specie ha per la prima volta, come si fa insomma con le pandemie, un nemico comune e neanche davanti a una pandemia siamo tutti d'accordo, no? È pazzesca questa cosa qui. Il fatto che oggi si dà per scontato che l'infermiere, il dottore ci sia, allora è giusto che io se vado in ospedale mi aspetto che mi curino, ed è una cosa. Un'altra cosa è dare per scontato che questo avvenga proprio in virtù che non tutti hanno gli strumenti necessari. Ma la cosa grave, tornando al discorso dei morti, è che oggi il numero, il famoso bollettino che noi guardiamo, oggi non ci impressiona più. Cioè oggi diciamo 200 morti, 250 morti. A proposito di bollettino, diamo la linea al TG, sentiamo anche le notizie importanti di oggi e ritorneremo dopo la pubblicità. Dovevo fermare qui questo blocco col dottor Jemboli, ma se mi dà l'onore, dottor Jemboli, di averlo con me anche dopo la pubblicità, grazie, dopo il TG, bene, andiamo avanti. Prego, pubblicità e TG Flash. Grazie ancora al dottor Jemboli che si è fermato qui con noi e adesso, lasciando un po' l'aspetto della malattia che lei comunque ha vissuto e ha vissuto in prima persona, continua a vivere con la cura che fa ai suoi pazienti, io vorrei toccare adesso con lei un altro argomento che è quello proprio legato al diciamo, svestiamo un attimo l'uomo medico e l'uomo paziente, entrerei più nella sfera più istituzionale, perché lei comunque è anche vice segretario regionale dello SMI, sì. Quindi è il sindacato proprio che si occupa credo dei medici, no? Sì. Del 118. E non solo. E non solo. Lei da medico del 118, ma soprattutto lo chiedo da sindacalista che è in prima linea nella lotta alla pandemia, in che situazione, ci può raccontare un po' in che situazione è il sistema del 118 calabrese? Guardi, il 118 calabrese ormai è al collasso, ma è al collasso perché? Perché fondamentalmente c'è un fuggi-fuggi dei medici.
in quanto noi medici del 118 abbiamo ancora una convenzione di pari subordinati, non abbiamo neanche la dipendenza. Sono da 4-5 anni che io sto facendo questa battaglia per la dipendenza con il Sindacato Medici Italiani e non si sono resi conto né alla Regione né al Governo, perché abbiamo avuto anche incontri con Speranza e con i ministri precedenti, che in questo periodo, se non si muove qualcosa per la dipendenza dei medici del 118, questo servizio sparirà, o meglio avremo un servizio di ambulanze senza medico o solo con i soccorritori. I volontari, diciamo. Che sarebbero i volontari. E allora io dico, perdonami se tengo a precisare questo fatto. Solo il 118 di Cosenza, diretto dal dottore Borselli, facciamo all'anno 65.000 prestazioni. Di queste 65.000 prestazioni, la maggior parte, quasi il 92-93%, vengono lasciate a casa. Ciò significa che ci sono 55.000 persone che dovevano andare in ospedale e grazie al 118 e ai medici del 118 vengono trattati a casa e quindi impediscono e hanno impedito in passato l'intasamento degli ospedali. Se non ci fosse stato il 118, la chiusura degli ospedali di periferia quali Cariati e Trebisacci, quali Praia e Cetraro sul Tirreno, sarebbe stato un tracollo della nostra sanità. Quindi invece di aiutare questo servizio, e va aiutato solo se tu ai medici gli dai la possibilità di diventare dipendente. Tra l'altro noi abbiamo un accordo integrativo regionale fermo al 2006 e dato che come sindacalista io vado in regione, mi rendo conto che la regione Calabria e anche il governo, tranne 6-7 onorevoli che ci danno una mano in questo per fare una legge proprio governativa, sono sordi. Ma ragazzi, abbiamo avuto 3 commissari. La forma di commissariamento in Calabria è un modo di lavarsi le mani da parte del governo. Perché? Perché fondamentalmente è una deresponsabilizzazione di questi commissari che tra l'altro, dimmi un miglioramento che hanno fatto. L'ultima, se n'è andato via, c'era il capo dipartimento della salute, un certo dottore Bevere, che era comunque preparato, che comunque si è venuto in Calabria, si è preso i soldi per 1 mese e mezzo, non ha risolto un problema. E i problemi del 118 sono lì, perché io come sindacalista e anche gli altri colleghi degli altri sindacati, tutti i giorni cerchiamo di stimolare questa... Ma quindi come state fronteggiando questa situazione sanitaria in Calabria senza mezzi, senza... su che cosa vi state... la vostra forza ricade tutta solo sui loro uomini. Ma parliamo di Corigliano Rossano, lo SPOC di Rossano, e grazie al comune e alla raccolta fatta da tutti i cittadini e da un grande illustre nostro concittadino quale l'allenatore del Napoli, Gattuso, che abbiamo comprato un'autoambulanza automedicale con defibrillatore e quant'altro. Se l'azienda sanitaria, se la regione non manda gli strumenti, ritorniamo a quello che dicevo prima, benissimo, abbiamo tanti validi guerrieri, ma se non hanno lo strumento non possono fare nulla. Le spade. No, allora, la fotografia, sì. Anzi volevo sapere cosa ne pensava anche il dottore quando uscì quella storia del signor Cotticelli, visto che lei nominava comunque i vari commissariamenti, cioè il risultato è quello.
perché non si inizia a veramente a iniziare, come si dice, il pesce puzza dalla testa, no? Se il commissario in primis in quel caso non sapeva neanche cosa stava facendo, cioè come pretendiamo che gli altri ma era sotto sedativi. Per favore, che è stata una situazione veramente che io mi sono vergognato di vivere in un posto che non merita questo schifo. Ragazzi, purtroppo è un argomento che noi è inutile, abbiamo cercato diverse volte anche con i servizi, il nostro TG, il nostro direttore Attilio Sabato si è veramente, cioè continua tutti i giorni a dare, a ricevere e poi amplificare questi appelli. Proviamoci a lanciarne un altro, dottore Jemboli, quella è la telecamera, quella di fronte a lei, anzi no, ecco mi indicano che è questa. Faccio un appello in 30 secondi precisi perché poi devo dare spazio a un altro appuntamento e la ringrazio ancora per essere stato qui con noi. Quindi facciamo prima questo appello. Allora, date spazio e date onorabilità al 118, che sono medici che ogni giorno hanno la capacità di onorare il giuramento di Ippocrate, anche a costo della loro vita. Mi voglio dilungare in un attimo dicendo una cosa che non l'ho fatto prima. Il primo medico che è morto in Calabria è stato un medico del 118 e voglio mandare un bacio e un abbraccio alla moglie e al figlio. Voglio mandare un bacio e un abbraccio alla moglie di Giuseppe De Vita, che se n'è andato via senza una carezza, senza un bacio da parte dei genitori, avvolto in un lenzuolo come Cristo nel sudario. Date la possibilità ai medici del 118 di avere la dipendenza. Grazie e vaccinatevi con qualsiasi vaccino. Questo è un altro appello che voglio fare, perché solo l'unica vera arma che abbiamo per il Covid è il vaccino. E grazie per la sensibilità dimostrata al direttore Sabato e a Giuseppe. Grazie Ten. Grazie a lei, dottore, veramente di cuore per quello che state facendo per tutti quanti noi. Bene, a questo punto Alex, ti chiedo un brano musicale di quelli che tu sai che questi momenti hanno bisogno, e diamo spazio poi ad Antonio D'Amico per un saluto e alla grande Milva, che purtroppo ci ha lasciato. Il mondo della musica piange un'altra figura storica della canzone italiana, colonna del Festival di Sanremo con 15 partecipazioni tra il 1961 e il 2007, un pezzo che farà Antonio D'Amico. Prego Alex. Io saluto intanto il dottor Jemboli. Ci credo, le nebbie si diradano e ormai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io vedo tu così purissima a non sapere il modo, l'arte di difendermi. Così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere di aver perduto anche gli angeli. Capita, a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite. E così cancella tutto e rinasce un fiore. Antonio D'Amico. Milva, nata a Goro nel 1939, esordì a Sanremo nel 61 con Il mare nel cassetto, per poi partecipare ad oltre 14 edizioni, l'ultima nel 2007 con The Show Must Go
On. Vogliamo ricordarla? 15 edizioni di Sanremo, Milva la Pantera di Goro, che negli anni 60 vive insieme ad altre 2 grandi donne della musica italiana, Milva, Mina e la Zanicchi, le 3 donne, le 3 identificate con la visione di un animale istintivo che potesse rappresentare la loro realtà e la loro forma di vita. Sanremo, ma non solo musica, Milva anche teatro. Grande donna dalla caratteristica eclettica, conservatrice, non conservatrice, conformista, non conformista, donna di sinistra che ha decantato ideali che lei professava e che ha avuto 3 riconoscimenti da 3 grandi nazioni come l'Italia, la Germania e la Francia, delle alte onorificenze. Ma come dicevo prima, Milva non è solo musica italiana, ma è anche teatro. Insieme al grande Strehler, nel Piccolo di Milano, lei porta il teatro. Alexanderplatz. Tante sono le realtà di questa grande donna che ci lascia alla vigilia del giorno della liberazione, che oggi tutti quanti noi nel suo anniversario ricordiamo. La Finlandia era uno dei brani, Alex, non so se abbiamo in scaletta. Cos'è che fa andare la Finlandia, è chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato me. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e ben insieme a te. Così, tra un sospiro ed uno sbaglio, sono qui che aspetto un figlio a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, ma sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Solo una cosa vorrei dire ai nostri amici come telespettatori. Nel bianco, hai visto? Subito lui radiofonico, giusto per come ieri nel corso di edizioni dei vari TG, la Zanicchi ebbe a dire poco rivalutata negli ultimi anni dal nostro spettacolo italiano, eppure lei ci lascia un bagaglio immenso, un bagaglio grandissimo, e sarà celebrata martedì nel teatro che l'ha vista insieme al grande Strehler, che oggi il Piccolo di Milano porta il nome di Piccolo Teatro Strehler. Sarà onorata da tutto il mondo italiano e dello spettacolo con la Camera Ardente. Bene, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa domenica della liberazione. Speriamo, come abbiamo detto già dall'inizio di questa puntata, prima alla fine, liberi tutti da questa pandemia al più presto. Fin quando non saremo liberi davvero, però, non abbassate la guardia. Giuseppe, io direi una cosa: liberi ma con coscienza. Giusto, esatto, liberi ma con coscienza. Vedo che gli autori mi fanno segno. Ah, ok, vogliono ascoltare la Finlandia, tutto il pezzo, perfetto, ok, allora noi salutiamo tutti quanti voi, grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Alessandro, a te l'onore di chiudere questa puntata e poi andremo direttamente in chiusura, in pubblicità. Grazie alla regia, questo pomeriggio abbiamo avuto con noi Serafino Stasi, tutti i cameraman, gli operatori tecnici audio e gli addetti ai lavori, insomma, che lavorano tanto dietro le quinte di questo studio. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato me. Perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e ben insieme a te. Così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi il perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, ma sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è?
Cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse